Sarà un autunno all'insegna dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali, quello che si prepara a vivere l'Alta Marca Trevigiana, terra autunnale per eccellenza, che in questa stagione esalta la sua varietà di colori, profumi e sapori. Dopo gli antipasti settembrini con i prodotti di nicchia, la mela di Monfumo e il fagiolo borlotto nano di Levada, ecco i prodotti tipici dell'autunno pedemontano. Marroni, castagne, zucche e spiedo gigante sono le delizie d'autunno dell'Alta Marca Trevigiana, esaltate in una rassegna di eventi enogastronomici organizzate dalle Proloco di Umpli Treviso con il prezioso sostegno del GAL Alta Marca Trevigiana. Il gruppo di azione locale dell'Alta Marca Trevigiana è nato nel 2009, promosso da 51 soci del territorio per portare fondi europei del programma di sviluppo rurale del Veneto. Abbiamo avuto 6 milioni di euro dalla regione che attiveranno 11 milioni di investimenti complessivamente sul tema sapori, colori e profumi dell'Alta Marca Trevigiana. Offriamo a turisti e visitatori la possibilità di conoscere i nostri borghi, il nostro paesaggio e anche di degustare le tante chicche che il nostro territorio ha. Un territorio che si mette in vetrina, svolgendo un attento lavoro di promozione grazie anche all'attività dell'Osservatorio per il paesaggio. Soprattutto delle attività di monitoraggio che ci consentano di, come una sorta di termometro piantato nel territorio, di vederne, di conoscere, di comprenderne l'evoluzione e trasmettere questi dati alla nostra regione, che possa in questo modo avviare al meglio la sua attività di programmazione su un'area vasta, ma allo stesso tempo un nostro compito è quello di migliorare la percezione del paesaggio da parte delle persone che vivono nel nostro paesaggio e nel nostro territorio, nel nostro ambito, nella nostra area, e aumentare la cultura, la percezione, perché è solo in questo modo che noi lo possiamo preservare. Le norme non bastano, a volte non servono e a volte sono anche controproducenti. 69esima festa dei marroni di Combai, 39esima mostra mercato dei marroni del Monfenera, 43esima festa della castagna di Colmaggiore delle Colline Tarzesi, 57esimo spiedo gigante a Pieve di Soligo e festa della zucca a Sernaglia della Battaglia. Questi gli eventi che da qui all'1 dicembre animeranno l'autunno dell'Alta Marca, mettendo in mostra i più caratteristici prodotti di stagione, la cui tradizione è tutelata e valorizzata dai volontari delle Proloco Trevigiane. Molti sono anche che vengono in questo periodo nel nostro territorio sì per il grande attrattore del Prosecco, ma anche per questi prodotti particolari. A mio avviso l'autunno nell'Alta Marca, nella pedemontana trevigiana, da un punto di vista così ambientale, è sicuramente il periodo più bello. Ci sono dei colori che sono dei colori fantastici, è veramente una goduria.